Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, buongiorno. Dopo tanto tempo torno anch'io. Ho avuto un inciampo, un problemino che mi ha portato a qualche settimana d'ospedale, non tanto bella, e bello che si torna quasi alla normalità. Ancora non tanto perché la mia vista ha un recupero un po' più lento, ma sì, adesso vedo bene, ma faccio un po' fatica a leggere cose piccole. Prima avevo 10 decimi, adesso devo tornare lì, insomma, lì vicino. E sono qua. Questo è già un grande successo. Si può credere o non credere a tante cose, però una grande spinta mi è arrivata e quindi ringraziare, devo solo ringraziare di essere qua anche a fare questa fantastica mezz'ora, questa bella testimonianza, bella davvero. Cosa faccio io di solito? Cosa facevo io di solito prima? Ero quello che una volta al mese batteva cassa. Batteva cassa perché? Lo faccio in modo anche magari divertente, cercando di spiegare in breve, senza fare troppe descrizioni. So che Sara è molto più puntuale e precisa su quello che facciamo volta per volta, quindi non voglio assolutamente né paragonarmi né prendere quella strada, perché Sara conosce molto meglio di chiunque altro in associazione probabilmente determinate dinamiche e sa come spiegarle, sa quello che si può dire a volte. Molte volte, come abbiamo e ho detto anch'io tante volte, molte volte si è fatta missione, missione umanitaria o missione di aiuto senza farlo sapere a nessuno, vedendo magari noi qualche immagine che non poteva essere divulgata, perché ci sono situazioni dove si può arrivare ad aiutare, ma non bisogna farlo sapere, se no mettiamo a rischio anche magari l'incolumità di quelle persone, di quel villaggio, di quel luogo. Quindi lo si fa perché è giusto così. E questa è una cosa molto nobile, molto importante. Ci sono tante persone che dicono di aiutare e ci sono anche tante persone che aiutano senza dirlo, senza aver bisogno di farne grande pubblicità. Il bene è devastante, a volte basta solo attivarlo. E noi nel nostro piccolo o nel nostro grande movimento che usiamo, o nella nostra grande fantasia, nei nostri grandi contatti, riusciamo a fare veramente cose a volte quasi incredibili. Si fa tanto, si fa veramente tanto. Ovviamente sono necessari degli aiuti perché, come spesso accade, noi possiamo avere tutta la fantasia del mondo, possiamo avere tutti i contatti del mondo, ma là ci dobbiamo arrivare in qualche modo. Là in fondo, che sia una zona terremotata qui in Italia, che siano le nuove povertà in Italia, che siano aiuti in missioni in altri paesi. Posso pensare al Kosovo, all'Afghanistan, a Haiti. Uff, ci sono paesi dove siamo arrivati che sono quasi incredibili, dove sembra non riesca ad arrivare nessuno, noi ci arriviamo, perché c'è il contatto giusto, perché c'è la missione giusta già sul posto, perché riusciamo a utilizzare una serie di contatti e di azioni che ci permettono di portare aiuti umanitari in quel luogo grazie e non posso, cioè, certe cose spiegarle neanch'io nel dettaglio, ma ci permettono di arrivare in luoghi
in modo umano. Siamo esseri umani, dobbiamo tornare ad esseri umani, ad essere umani. E essere umani vuol dire anche dedicare una parte del proprio tempo a fare qualcosa di buono e perché no, anche il denaro, che siano euro, che siano dollari, che siano qualsiasi moneta sia. Portare a destinazione degli aiuti, Sara mi insegna molto in questo, perché io ero uno di quelli che, io sono uno che lavora con le mani, ho sempre lavorato, adesso no, purtroppo, per qualche mese, adesso ne sono passati due, il 10 febbraio mi sono fatto male, molto male, specialmente alla faccia e alla testa, e mi ci vorranno un po' di mesi prima che tutta la mia attività cerebrale, più che altro, sto imparando un nuovo mestiere, si rimetta al 100% in controllo di quello che è il mio corpo, il mio modo di vivere. Quindi mi affatico tanto, ogni tanto mi ingarbuglio nel parlare e la mia vista non è ancora al 100%, ci vedo bene, ma fatico un po' a leggere. Migliora ogni giorno, io faccio scuola. Come prima facevo frigoriferi, facevo impiantistica, adesso imparo a aggiustare me stesso, quindi mi sto aggiustando un pezzo per volta. Queste cose ci fanno capire quanto è importante non essere soli, non sentirsi soli. Io l'ho capito in tante sfaccettature della mia vita, l'ho visto anche qui, anche quando io non c'ero, nei primi 3 giorni io non c'ero, ero in coma, quindi non potevo parlare, non potevo chiamare, non potevo fare nulla, ma so che c'è stato un grande, grande movimento di supporto a me. E ovvio, oltre a ringraziare chiunque abbia dedicato un secondo dei propri pensieri a me e al bene che possiamo fare insieme, mi ha portato qui oggi, quindi sono anche qui grazie a questo. Cosa facciamo noi? Cosa facciamo noi? Grazie agli aiuti che gestiamo con un'amministrazione puntualissima e con io ho sempre detto quasi il 100% viene destinato alle missioni, quindi quasi tutto dei vostri 10 euro, 100 euro, 1000 euro, miliardi, non lo so, faccio una battuta ovviamente, quello che è nelle vostre possibilità, nelle nostre possibilità, cerchiamo di portarlo, cerchiamo di donarlo e l'associazione sa cosa deve fare. In alcuni casi, voi che fate le donazioni temporanee o mensili, ci sono persone che fanno una piccola donazione, una piccola goccia nel mare ogni mese. E questa piccola goccia nel mare a noi ci dà tanta tranquillità, nel senso che ci permette di essere più tranquilli nell'utilizzare questo budget, questi danari, il danaro, che rendiamo nobile. Che rendiamo nobile facendo del bene, facendo qualcosa di bene per persone che sono in un momento di difficoltà o persone che sono in una vita, in un luogo di difficoltà. Ci sono tante diverse modalità, noi le chiamiamo quasi sempre missioni, quasi sempre, ma sono azioni concrete di aiuto per lo sviluppo e per il benessere delle persone o delle comunità. Come si può fare una piccola donazione adesso, anche istantanea, subito? Oggi con le banche che fanno i bonifici istantanei, i movimenti istantanei, queste cose si vedono subito, quindi serve anche per misurare quanto vale la mia parola oggi. Sto scherzando, ovviamente. Quanto vale la vostra azione, anche oggi. Andate sul sito umanitariapadana.net. Lo trovate anche dallo smartphone, dal telefonino, dal computer. Sul tasto, cioè nella parte sopra trovate una serie di descrizioni, ovviamente, e chi siamo, quindi potete vedere chi siamo noi.
Cosa facciamo? C'è un elenco delle missioni internazionali e delle missioni nazionali, le testimonianze ovviamente, la trasparenza, i contatti, come fare per chiamarci, per chiamare in ufficio, il nostro ufficio, mi raccomando, lunedì chiamate il nostro ufficio, fatevi sentire l'importanza del lavoro e del tempo di queste persone, perché il vero valore, il vero, unisce la R ogni tanto, il vero valore di queste grandi cose, sì, sono le azioni, ma è il tempo che i nostri volontari dedicano e donano all'associazione. Il tempo è un valore che non capiamo fino a quando per modo o nell'altro ci si trova in una condizione tipo la mia dove il tempo non c'è più, quasi più. E quindi si capisce il valore del tempo. E posso solo ringraziare i volontari che si fanno veramente in quattro per questo bellissimo progetto ancora oggi e fanno tutto quello che è necessario per portare avanti questo grande progetto, che ha bisogno anche di un altro valore, che è il valore economico dato dalle donazioni. Le donazioni servono, sì, servono perché ci permettono di programmare il tempo dei volontari e il tempo delle missioni, quanto le facciamo durare. Se possiamo mantenere magari un progetto che, io le chiamo missioni ovviamente, ma progetti che durano magari 3, 4, 5 anni, 10 anni. Ci sono progetti che durano tanto tempo e hanno bisogno una piccola spinta ogni tanto per il mantenimento, che ne so, per l'acquisto di tra le cose più non scioccanti, ma tra le cose più insolite, strane, ma che sembrano quasi normali, no? Per noi che abbiamo l'autobus, la metropolitana, i pullman, abbiamo tutto, sentire che acquistiamo un piccolo furgone per farlo diventare un pulmino, per fare in modo che i ragazzi non vadano, poi parlo dell'Africa, non dico dove, ma parlo dell'Africa, in questo caso dove questi bimbi facevano chilometri a piedi per andare a studiare, per andare a imparare a leggere e a scrivere, per andare a imparare a essere qualcosa di migliore per la propria terra. E ci chiesero, una persona che era lì, quindi un missionario, delle persone di fiducia che avevamo, ci aveva chiesto se era possibile aiutarli e supportarli nell'acquisto di questo pulmino, di questo mezzo che avrebbe dato a questi bambini, a queste anime, la possibilità di migliorare la propria vita facendo chilometri col pulmino al posto che facendo chilometri a piedi tutti i giorni. E l'abbiamo fatto. Cose semplici a volte sono gli aiuti, sono cose che a noi sembrano banali, ma in altri posti sono vita, sono un cambiamento del luogo, un miglioramento del luogo. Quindi come fare per aiutarci ora, anche immediatamente, anche adesso? Perché no? Insieme a tutti questi tasti nel sito umanitariapadana.net in alto c'è il cosa facciamo, le testimonianze, la trasparenza, i contatti per chiamare l'ufficio, mi raccomando, fatevi sentire per dire ho fatto la donazione, mi chiamo Mario Rossi, per esempio, povero Mario Rossi, lo nominiamo sempre, e speriamo che anche lui faccia la donazione, ovviamente, perché è stato nominato, e lunedì chiami per dire abbiamo fatto questa piccola, grande donazione, questa per noi grande donazione, e l'abbiamo fatta con questo bollettino. Ah, una cosa importantissima, le poste, come l'ho detto prima e tanto tempo fa con ACP, con i rinnovi delle tessere associative, anche qui abbiamo lo stesso problema, purtroppo. Le poste ci fanno arrivare i soldi di donazione, ma molto spesso non ci dicono da dove arrivano, non ci arrivano più le ricevute dei bollettini. Quindi cortesemente ve lo chiedo, via WhatsApp, usando i contatti anche, mandateci una fotografia, un'immagine dei vostri bollettini,
quando fate una donazione, mandate in ufficio la fotografia del vostro bollettino. Per noi è importante anche ringraziarvi. Per noi è molto importante farvi capire che non è una donazione soltanto, fate parte di un progetto grande e quindi è importante per noi sapere chi siete e sapere quello che è stato fatto, perché noi lo vediamo all'arrivo di noi economicamente per adesso non ci sono, no, per ora il denaro delle donazioni, le donazioni arrivano, le vediamo, ma molto spesso non hanno nome e cognome. Perché? Perché le poste hanno deciso di non dare più i bollettini. Una volta li mandavano cartacei, ci arrivavano anche in associazioni, in ACP, come in umanitaria, il bustone con tutte le copie di bollettini in originale, poi ci arrivavano le scansioni dei bollettini, quindi 3-4 bollettini per ogni pagina foglia 4. Adesso non fanno più nemmeno quello, bisogna fare richieste particolari, non bisogna fare troppo spesso, se no non vi rispondono più. Se passano tot giorni dovete anche pagare 5 euro, quindi usare una parte delle vostre donazioni per sapere che voi avete donato. Mi uscirebbero altre parole, per tanti motivi. Uno, anche dato dal mio incidente, mi sento molto più buono e non ho intenzione di usare il mio tempo per andare contro qualcuno, neanche contro a un sistema postale gestito da persone che non hanno nulla a che fare, che probabilmente non usano, non gli arrivano le donazioni, non gli arrivano i bollettini, quindi se ne fregano di queste cose o ne vedono soltanto il costo, no? Oggi si vede soltanto fare un bilancio migliore dell'anno prima. Non conta quali danni si fanno all'interno della popolazione. In questo caso vi chiediamo, quando fate la donazione a noi, per cortesia, fatecelo sapere. Scriveteci su Facebook, mandateci la foto, eh, fatecelo sapere. Quindi qui a destra, ultimo tasto, contornato di rosso, quindi questo potete cliccarlo, è stato evidenziato molto bene. Qui potete vedere il tasto Dona ora. Cosa succede se lo cliccate? Si aprono 4 modalità, 4 possibilità di donazione, quindi sono tutte donazioni ormai istantanee. Si può fare un bonifico, si può fare un versamento sul bollettino postale. Mi raccomando, ve lo ridico per la 100ª volta, lo ridirò dopo anche nella trasmissione successiva con il filo diretto per le associazioni. Quando fate un'azione verso un'associazione con un bollettino postale, comunicate. Fate veramente una fotografia del bollettino e mandatecelo. Perché non ce lo manda? La posta non ce lo fa sapere che voi avete fatto questo versamento, che voi avete fatto questa donazione. Mi vengono altri pensieri, ma li lasciamo perdere per ora. Ma il fatto di sapere che è stata fatta quella donazione in quel momento, in quel giorno, a quell'ora, ci permette, uno, che sia davvero controllato il fatto che l'avete fatta davvero, non, pardon, che è stata versata davvero sul nostro conto, e in altro modo sapere che l'avete fatto, potervi ringraziare, potervi rendere partecipi dei progetti che stiamo portando avanti, perché molte volte nei bollettini c'era scritto anche che quella donazione era per una determinata missione, era per un aiuto specifico. Io davo i miei 100 euro perché volevo aiutare i bambini dell'Afghanistan, perché volevo aiutare Haiti o perché volevo aiutare le nuove povertà in Italia. Oggi queste cose, se non ci scrivete voi, non ci arrivano, perché probabilmente per loro, per le poste italiane, questo è diventato un costo, non un diritto nostro, ma un costo, quindi lo eliminano. Se vuoi saperlo, devi pagare, superato un certo periodo. Quindi fate questo ulteriore, 2 gesti vi chiedo quindi. Il primo è fare la donazione, avete 4 modalità, 4 modi, uno più bello dell'altro, uno più vicino a voi dell'altro. Se lo fate adesso, quindi cliccate su Dona ora, si apre il bollettino postale, si apre la possibilità di fare
come vedete io sono un po' impedito con, un po' impedito con la lettura, ma so che mi perdonerete questo impasse momentaneo. Quindi potete fare il versamento, importantissimo anche, oltre a poter fare un versamento, quindi partecipare in modo attivo alla vita dell'associazione, dandoci benzina, ok? Non mi piace tanto parlare di denaro, ma dandoci la possibilità di fare. C'è anche un modo magico, che è quello di versare il 5 per 1000, quindi il 5 per 1000 delle tasse che normalmente pagate in questo caso non vi costa nulla, dovete solo nella vostra dichiarazione compilare il modulo del 5 per 1000 con il codice fiscale della nostra associazione, con il numero dell'Umanitaria Padana Onlus, e a noi arriverà, magari non subito, ma possiamo metterlo nei nostri progetti. Sappiamo che l'anno prossimo o tra 2 anni ci arriveranno i versamenti di quest'anno, ma tra qualche mese noi lo sappiamo già, quindi sappiamo già quanto sarà l'ammontare, quindi possiamo già fare progetti, programmare il bene e farlo diventare veramente contagioso. Oggi si vede ancora di più quanto è importante e quanto sia contagioso il bene, perché ci sono persone che ci mettono un secondo a schiacciare un bottone e a fare altro. Il bene, il sorriso, ridere anche di alcune cose che vediamo. Non abbattersi è devastante. Il potere del bene è molto più forte di qualsiasi altro potere. Fare del bene fa la differenza sempre. Io penso a persone che possono essere migliorate da queste azioni, è più difficile che facciano azioni negative. Quindi quando una persona riceve del bene, difficilmente si comporta in modo diverso e molto spesso diventa un'altra persona che fa del bene. Quindi, come stavo dicendo all'inizio, il bene è molto contagioso. Queste attività sono molto contagiose. Contagione per il bene che portano, per il bene che portano avanti. Provate a farlo e vedrete la differenza anche voi. Sapere di aver fatto qualcosa di potente, sapere di aver fatto qualcosa di bello, anche magari capita spesso, per una persona o per una comunità che non conosciamo e che probabilmente a cui non arriveremo mai, perché non andremo mai, non parteciperemo mai magari in quel territorio, in quel determinato posto, a fare qualcosa a stringere bulloni o aiutare a costruire qualcosa. Ma ci siamo lo stesso, ma partecipiamo lo stesso, siamo presenti lo stesso. Importantissimo, fatelo sapere il nostro ufficio, perché proprio ne abbiamo parlato un paio di giorni fa, che anche in associazione hanno ogni tanto questo problema che momentaneamente lo risolvono facendo una richiesta specifica a un numero verde, facendo tutta una trafila burocratica che ti porta quasi a rinunciare, perché hanno complicato questa via per fare in modo che la gente si stanca o si dimentica o non lo sa e quindi non rompe le balle. Così alla fine, scusate il termine, ma il risultato che ottengono, che vogliono ottenere, più che ottengono, il risultato che vorrebbero ottenere è quello. Facciamo così, intanto gli facciamo lo stesso arrivare i soldi, quello che gli dovrebbe arrivare, il 100%, poi diventerà il 90%. Tanto non controllano più, non controllano se ne sono arrivati 1000 bollettini o 900 bollettini. Ecco, versiamogliene 900, gli altri 100 li versiamo da un'altra parte. Li usiamo in modo diverso. A pensar male
c'era un uomo che diceva, vabbè, non finisco neanche la frase, guardate. Ma spesso ci si azzecca. Se ti portano a pensare diverso, in modo differente, o hanno modo di smentirsi in modo concreto, oppure semplicemente anticipati i tempi, sapendo cosa avrebbero fatto. Il modo migliore per poterlo fare, per continuare a darci una mano, è fare due azioni. Uno è ovviamente il 5 per 1000 con le proprie tasse, ok? E anche un bonifico, un versamento sul conto corrente postale. E si possono fare veramente tante azioni. Siamo già arrivati alla fine della mia trasmissione. Che bello essere tornati. Grazie all'umanitaria per avermi ridato la possibilità di esserci e di far parte di questo meraviglioso progetto. Veramente meraviglioso perché fare del bene è importante. Esserci è importante. Non trascurare gli altri è fondamentale. Andiamo avanti. Io posso proseguire grazie a tante cose che mi sono successe, belle e brutte, anzi, prima quelle brutte e poi quelle belle. E sono ancora qui con Umanitaria Padana a dare una mano, a dare un supporto. Mi raccomando, dateci prova delle vostre donazioni, inviando e chiamando in ufficio soprattutto che la donazione è stata fatta e che la fotografia ne prova a noi la possibilità di ringraziarvi. Un abbraccio a voi, un abbraccio a tutti, ci sentiamo alla prossima. A presto. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.